Tra le grandi protagoniste l'unica a giocare in casa sarà il Parma, che punta al secondo posto solitario, e pertanto sarà proprio il Tardini il campo principale di tutto il calcio minuto per minuto. Per Parma Ternana l'inviato è Emanuele Dotto. Il Parma, per entrare nella storia, mai nessuna squadra italiana ha infilato un poker di promozioni dirette dalla D alla A. Lozzo Mantova di Mondino Fabri, Carburo Negri e Gustavo Giannoni ci riuscì, ma in 5 stagioni a metà degli anni 60. I crociati hanno fallito il break point perdendo a Vercelli, possono rifarsi oggi superando la Ternana, ma le fere sono disperate per una classifica drammatica. A Parma pomeriggio grigio, Sandro Ciotti avrebbe parlato di ventilazione apprezzabile e in effetti c'è un po' di vento, abbastanza esiguo il pubblico, non superiore alle 7.000 unità. Arbitra Saia della sezione di Ragusa. Il Parma giocherà con Frattali, Gazzola, Jacoponi, Anastasio Di Cesare, Dezzi, Scavone, Barilla, Ciciretti, Ceravolo e Di Gaudio. La replica della Ternana con Andrea Sala in porta, Vitiello, Valiente, Signorini, Favalli, Defendi, Paolucci, Signori, Tremolada, Carretta e Statella. A te la linea. Ceravolo, Parma in vantaggio esattamente al minuto 18:30. C'è stata una gran conclusione di Ciciretti, la respinta un po' abborracciata del portiere Andrea Sala. Sulla palla è intervenuto Ceravolo, che ha infilato in rete con un potente e preciso rasoterra. Pertanto cambia il punteggio qui a Parma. Parma 1, Ternana 0, marcatore Ceravolo. A te la linea. E torniamo a Parma Ternana. A Parma si festeggia dunque il gol siglato dall'ex Fabio Ceravolo con una potente conclusione al 18° minuto del primo tempo. Il primo tiro è stato di Ciciretti, mal respinto in verità dal portiere lombardo Andrea Sala. Sul pallone c'è stata l'irruzione di Ceravolo, giocatore esperto, ha giocato nel Benevento la scorsa stagione trascinando la formazione sannita con 20 reti su 39 partite alla promozione in Serie A. Ebbene, Ceravolo è evidentemente un giocatore che sa portare fortuna alle proprie squadre, ha compiuto veramente una prodezza con un tiro preciso, potente, che nulla ha lasciato al portiere Sala, portando dunque in vantaggio la formazione del Parma. Parma che sembrava in difficoltà nel periodo non collegato, c'era stata un'azione molto pericolosa di Carretta in area di rigore. Adesso scatta Barilla, il tocco ancora per l'autore del gol che sta decidendo la partita. Palla però recuperata da Di Gaudio sul settore di sinistra, va via De Gaudio, scambia ancora con Ceravolo. Ceravolo appoggia all'indietro verso addirittura il portiere Frattali, che esce dalla propria area di rigore, tocca con il piede destro verso Jacoponi. Da questi ancora a Dezzi, il tocco per Di Cesare, il centrale della formazione allenata da Roberto D'Aversa, controlla la palla e serve nuovamente Barilla. Siamo dunque arrivati al 21° minuto e mezzo del primo tempo allo stadio Ennio Tardini di Parma. Parma in vantaggio per 1-0 grazie allo spunto siglato da Fabio Ceravolo al 18°, linea Brescia. Ritorniamo a Parma. A Parma il 26° minuto di gioco del primo tempo, entusiasmo allo stadio Tardini per la vittoria del Parma. Al 18° minuto il bel gol siglato da Ceravolo che al 22° ha sfiorato il raddoppio con un intelligente pallonetto che tentava di sorprendere il portiere Sala. Il pallone ha sfiorato il palo con Sala in uscita, azione pregevole del centravanti del Parma, sottolineata dagli applausi del pubblico. Parte il cross, l'uscita a pugno ancora di Sala, palla recuperata da Barilla, il tocco per Ciciretti, avanza l'ex giocatore del Benevento, l'appoggio in avanti per Dezzi, stoppa la palla con il destro ma era terminato in posizione irregolare. Se ne avvede il signor Saia della sezione di Ragusa sulla segnalazione di Russi di La Spezia. Arresta il gioco, comanda il calcio di punizione in favore della Ternana che non aveva giocato male i primi 20 minuti ma è stata travolta dal bel gol di Ceravolo al 18°, che consente alla formazione di Parma di scattare da sola al secondo posto della classifica a quota 66. Ma la partita è ancora lunga, siamo soltanto al 27° minuto del primo tempo. Parma 1, Ternana 0, gol di Ceravolo al 18°. A voi Brescia. Parma. A Parma siamo al 32° minuto di gioco del primo tempo, situazione invariata, Parma in vantaggio per 1-0 grazie al punto siglato da Ceravolo al 18°, ma nel periodo non collegato ci sono state due belle azioni. La prima del Parma con un cross verso Di Gaudio che ha colpito il pallone in elevazione, nonostante sia un giocatore piuttosto piccolo. Bella la sua incornata, la parata, la respinta di Sala in calcio d'angolo. Poi nella formazione di Canio c'è stata un'occasione d'oro con una gran conclusione di Favalli,
di Paolucci, con grande deviazione di Frattali in angolo. Attacca adesso la Ternana, che ha sostituito un giocatore fuori Statella, dentro Pio Vaccari, più esperto, più potente anche fisicamente. Gran gol di Di Gaudio, attenzione del vecchio. Parma 2, Ternana 0 al minuto 39. Il Parma raddoppia con una perfetta azione impostata da Ceravolo e rifinita da Di Gaudio. Parma 2, Ternana 0, a te la linea. Ritorniamo a Parma-Ternana. Parma dunque al raddoppio, azione impostata da Ceravolo, veramente un giocatore di categoria superiore. Il tocco di Ceravolo, rasoterra per l'intervento di Di Gaudio, che ha controllato il pallone e con un rasoterra preciso in diagonale ha infilato per la seconda volta Sala. Attacca adesso la formazione ospite, c'è una palla buona per Pio Vaccari che viene contratto in calcio d'angolo. Quarto tiro dalla bandierina per la formazione rossoverde che ha patito le incursioni di Ceravolo. In gol al 18esimo con l'appoggio a Di Gaudio al 38esimo minuto di questo primo tempo. Calcio d'angolo battuto da Tremolada, palla pericolosa, Pio Vaccari, c'è l'intervento miracoloso del portiere Frattali che devia la conclusione del centravanti Pio Vaccari, con palla che rimbalza poi un metro al di qua della linea bianca. Intervento falloso ai danni di Desi, anzi di Barilla. Si riprende con un calcio di punizione in favore del Parma. Siamo ormai al 41esimo minuto, 15esimo secondo. Parma 2, Ternana 0. Ricordo i marcatori: al 18esimo Ceravolo, al 38esimo Di Gaudio e cedo la linea Brescia. Il Parma sta vedendo la Serie A, sarebbe un risultato storico, 4 promozioni nel giro di 4 stagioni, dalla D direttamente alla massima divisione. Sta vincendo per 2-0 la formazione ducale grazie alle reti siglate da Ceravolo al 18esimo e da Di Gaudio al 38esimo. La superiore qualità degli attaccanti della formazione di Roberto D'Aversa rispetto alla povera Ternana di Gigi Decagno, che si è battuta, ha combattuto, ha sfiorato anche un gol con il suo centravanti Pio Vaccari, che ha rilevato a metà del primo tempo l'attaccante Statella, ma la superiore qualità del Parma ha avuto per il momento la meglio sulla Ternana. Bella partita, ben giocata, anche ben diretta, un solo ammonito da parte del signor Saia della sezione di Ragusa, che ha sventolato il cartellino giallo a Signori per un fallo commesso a centrocampo. Le reti, molto bella quella di Ceravolo al 18esimo, c'è stata una gran conclusione di Ciciretti, la respinta del portiere Sala, l'irruzione di Ceravolo, che ha infilato il pallone in rete. Per Ceravolo, che ha giocato 4 stagioni a Terni, il gol nell'ex, ma il giocatore della formazione parmigiana ha giustamente esultato, perché si tratta di un gol molto molto importante che consente al Parma di balzare al secondo posto a 66 punti, dietro i 77, anzi 78 dell'Empoli. Il raddoppio al 38esimo su un'azione di contropiede ancora impostata da Ceravolo, che ha dialogato nello stretto con Di Gaudio. L'attaccante Di Gaudio del Parma è entrato in area di rigore e ha battuto il portiere Sala con un preciso rasoterra. 2-0, angoli 4-3 in favore del Parma, gara abbastanza equilibrata, ma insomma il Parma vede davvero il traguardo storico della Serie A, essendo partito dopo un rovinoso fallimento addirittura dalla quarta categoria, dalla Serie D. Le squadre ancora non sono entrate in campo per disputare la ripresa. Vi ricordo, alla pausa Parma 2, Ternana 0, e cedo la linea Brescia. Siamo al 18esimo della ripresa, non cambia la situazione, Parma 2, Ternana 0, ma il Parma è andato vicinissimo al gol del 3-0, uscita a vuoto del portiere della Ternana Sala. Sul pallone piombato il giocatore Barilla, ma a porta vuota ha calciato male sul fondo, e dunque il Parma ha graziato la Ternana della terza rete che avrebbe chiuso definitivamente la partita. Corre, si batte, si impegna, lotta la squadra affidata a Gigi Decagno, ma i limiti tecnici sono evidenti. Davanti il povero Pio Vaccari non può da solo cantare e portare la croce. A Parma siamo quasi al 90esimo, mancano per la precisione 10 secondi, ancora non si vede la lavagna luminosa, eccola qua che si accende, saranno ben 5 i minuti di recupero, sempre 2-0 del Parma sulla Ternana. Parma che ha sfiorato il punto del tris con una stupenda combinazione fra Barilla, Calaiò e il neoentrato Insigne, che ha sostituito Ciciretti, che ha sfiorato il palo con una bella conclusione ad effetto. Allora da Parma soltanto minuto e punteggio, Dotto. 48esimo, anzi è finita la partita, Parma batte Ternana 2-0, il direttore di gara Saia dice che è finita, pertanto successo della promozione ducale su quella Umbra, te la linea.